Qualcuno da dietro al computer, i cosiddetti leoni da tastiera, continuano a voler insegnare a noi che siamo poliziotti locali, ai carabinieri o a qualunque altra forza di polizia come è meglio agire in queste situazioni, però all'interno di queste situazioni bisogna trovarcisi prima di poter dire come ci si deve comportare. Nel mirino, questa volta dei social, le forze dell'ordine. Pioggia di commenti, accuse e critiche per l'arma sfilata al carabiniere durante la colluttazione. Secondo una prima ricostruzione, infatti, il giovane marocchino, prima di essere ucciso, avrebbe spintonato e fatto cadere l'appuntato scelto, riuscendo a sottrargli la pistola per sparare poi 15 colpi, ferendo in modo grave l'agente della polizia locale, Alex Frusti. E gli operatori frequentano tutti gli anni dei corsi, sono iscritti ad un poligono di tiro e ovviamente sono preparati per poter utilizzare l'arma, anche se risulta sempre più difficile utilizzarla. Le occasioni sono sempre, per fortuna, pochissime, continuano ad essere poche, però anche quando si utilizza, e questo ne è l'esempio, comunque poi ci sono dei processi dietro. Gogna mediatica, processi disciplinari e penali. Il brigadiere è intervenuto per difesa, ferendo a morte l'assalitore, infatti, è ora indagato per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo di armi. Quello che posso dire è che in questi momenti di concitazione non si è mai lucidi del tutto, e per quanto uno possa essere preparato, quanto uno possa formarsi prima, non c'è solo l'esperienza di vita può far capire quali sono veramente le sensazioni che si provano in quel momento. Uno cerca sempre di fare tutto giusto, cerca sempre di calcolare tutto quello che deve fare, però ci sono delle componenti ambientali e delle componenti anche sentimentali di quello che si prova in quel momento, l'adrenalina e tutto il resto, che non consentono di affrontare la cosa come il protocollo vorrebbe.